L'idea è quella di cercare di invertire la situazione, facendo in modo che sia il tuo ex a avere paura di perdere te. Per questo sarà necessario dirti quotidianamente che non lo perdi, ma che è solo un modo per ricominciare. Il segreto è mostrarti sotto una luce diversa, migliore di prima. È essenziale mostrare il meglio di te stessa, perché è questo che lo farà riflettere davvero. Nessuno vuole lasciare una persona che corrisponde al nostro ideale. Anche se il tuo ex ha preso la decisione di andarsene, hai l'opportunità di mostrarle che sei la donna giusta, mostrandole che la sua scelta di lasciarti non era giusta. Ecco alcuni suggerimenti. Abbi cura di te stessa per mostrare la migliore immagine possibile di te. Falli capire che siete fatti per stare insieme. Causa una forma di gelosia molto leggera. Falli vedere il tuo cambiamento. Non mostrarle che sei innamorata e dipendente da lui. È necessario giocare con i suoi sentimenti, con la sua sensibilità e con i suoi dubbi. Il tuo obiettivo principale è quello di creare una forte mancanza nella sua mente e alla fine lui si dirà che non siete stati poi così male insieme. Dopo una rottura, quello che le persone gestiscono male è la solitudine. La solitudine può portare il tuo ex a chiedersi se ha preso la decisione giusta. Non mostrare la tua dipendenza, in modo che lui abbia rimpianti sulla sua decisione. Potresti pensare che con regali, dichiarazioni d'amore, essere romantica, lui torni, ma la realtà è molto diversa. È proprio necessario utilizzare una diagramma completamente diversa per ottenere una sua reazione. Devi agire diversamente dalle altre donne. A volte devi continuare a essere inaccessibile nonostante i tuoi sentimenti. Diventare unica così che il tuo ex abbia rimpianti perché ti ha lasciata. Dopo la rottura devi concentrarti su te stessa. Ecco il segreto per farle rimpiangere la sua decisione di chiudere con te. Devi dare una nuova immagine di te. Per vincere la riconquista non devi rimanere inattiva e lasciare che il tuo ex continui a essere in una posizione di controllo. Sia fisicamente che mentalmente è possibile creare una nuova versione di te stessa. Per riconquistarlo devi prima essere in equilibrio con te stessa. Prima di fare una mossa per riconquistare un ex, hai bisogno di sapere se lui tiene ancora a te. Cominci a capire dove è la testa del tuo ex ragazzo in questo momento. Se lui non pensa più a te, allora hai bisogno di modi più sottili per farlo attrarre. Ricorda che nessuna situazione è senza speranza. Ogni giorno l'uomo amato può tornare insieme a prescindere dalla situazione. Devi capire questo, anche se lui ti ha lasciata, non significa che non vuole sentirti. Il primo passo per riconquistare un ex è farle sentire la tua mancanza. Sparisci per un po' di tempo della sua vita. Ora devi invertire la rotta. Questa è la migliore strategia per fare sì che lui pensi di nuovo a te. Tu sei stata carina e amorevole. Lui si sentiva un re, adesso porta via queste tensioni e lui comincerà a sentire la mancanza. Si chiederà, non le interesso più. Come mai ha smesso di inseguirmi? Ha trovato un nuovo uomo? La somma di queste paure guiderà il tuo ex ragazzo a chiamarti, cercarti e volere uscire con te. Dopo un'assenza, ritorna a chiederle
casualmente se le piacerebbe fare qualcosa di divertente con te, per esempio bere un drink, giocare tennis o andare in bicicletta al parco. Non parlare della vostra relazione passata, divertiti e fallo divertire. Cerca di avere una conversazione leggera, falli capire che lo hai pensato, sii te stessa, smetti di preoccuparti di cosa lui percepisce, niente chiamate, messaggi. Se lui ti chiama, non rispondere. Sono abbastanza semplici e in realtà direi che questa è la parte più difficile per riconquistare un ex. Questo ha lo scopo di testarlo, per vedere cosa fa il tuo ex e per migliorare te stessa. Questa strategia crea un effetto di psicologia inversa. Se riesci a farlo avrai un successo incredibile. Non solo hai la probabilità di riconquistarlo, ma farai enormi passi avanti per farti mancare.